Premesse, non una riunione politica né un vertice nel quale prendere una decisione. L'incontro che ha visto protagonisti 200 sindaci di tutto il Veneto è stato convocato dall'ANCI e dal suo presidente Mario Conte per un confronto tra primi cittadini chiamati ad affrontare il problema dell'accoglienza dei migranti, 3.500 quelli arrivati nelle ultime settimane, con la prospettiva di un'ulteriore ondata nelle prossime. Un confronto chiaro e schietto a partire dalle molteplici difficoltà che i comuni stanno affrontando nell'accoglienza dei profughi africani, afghani e ucraini. Le disponibilità dei sindaci, anche quelle più disponibili, sono davvero molto limitate. L'appello al governo è quello di agire su scala internazionale per mettere la parola fine a questi sbarchi, di trovare soluzioni alternative a questa distribuzione nel territorio. Nel frattempo noi cercheremo, attraverso il dialogo con i prefetti e conoscendo magari delle realtà private, parrocchiali, disponibili ad accogliere 1, 2, 3, 4 persone, cercheremo di metterci a disposizione. Quel che è certo, ribadisce il presidente di ANCI, è che il problema o lo si governa o lo si subisce, e sull'ipotizzata defezione dei sindaci leghisti dall'incontro dopo i contrasti sull'accoglienza diffusa, Conte è categorico. Non c'è stato nessun boicottaggio da parte della Lega, anzi molti sindaci leghisti erano presenti a questa riunione e li ringrazio. Poi mi sono confrontato nei giorni scorsi anche con il segretario Stefani, però la riunione di ieri non era politica, è una riunione amministrativa, tant'è che in premessa dell'incontro ho detto che non eravamo lì a fare una discussione politica per chi è a favore o chi contro l'accoglienza, per chi è a favore dei grandi centri o dell'accoglienza diffusa, ma eravamo lì per condividere la fotografia dello stato di fatto di questo periodo storico e soprattutto per assumere un atteggiamento responsabile a fronte di un'emergenza.